Salve, ma cosa sta facendo? Sto lavando la biancheria nella pila, che prima non c'erano le lavatrici, si lavava a mano così con il sapone molle. Si raccoglieva la cenere del camino. Sì, sì. E Che poi? veniva messa sui panni e si aggiungeva l'acqua bollente. Quando poi stava 8 giorni, anche 8 giorni il bucato, quando l'acqua era pulita, vuol dire che il bucato era già smacchiato. Sto facendo la scanatura per fare le tagliarine. Gli ingredienti è acqua e farina, che ora magari qualcuno, tante volte li facciamo, ci mettiamo pure le uova, ma questi sono al naturale, acqua e farina. Qua sono pronti per tagliare. Questo è il piatto delle feste. Sì, nelle feste, ma poi quasi tutti i giorni si doveva impastare la pasta per farla fresca, perché non è che si poteva andare subito al supermercato. L'importante è avere le cose essenziali, perché la preziosità del grano è una fonte di vita e di rinascita, perché poi ci dava le forze e le energie giuste per andare avanti. E qui nella maida tra poco si impasterà anche Nella il pane. maida fra poco farò il pane, l'ambrasculiata. E tu in mano cos'hai? Io ho un ventaglio fatto a mano, principalmente fatto con ferre e canne. Si utilizzava per covare orologi, perché ai tempi non c'erano i termosifoni, ma appunto c'era a scarpetta oppure la conca a cubragire, e si covava appunto per alimentare il fuoco, oppure appunto per semplicemente sventolarsi e far passare un po' il cambio. Brucato Alice. Presente, signora maestra. Barreca Francesco. Presente, signora maestra. Giaconia Giovanni. Presente, signora maestra. Scavuzzo Esther. Presente, signora maestra. Mocciaro Chiara. Presente, signora maestra. Mocciaro Francesco. Presente, maestra. Non ho capito bene, puoi ripetere? Presente, signora maestra. Prendiamo i quaderni, controlliamo i compiti. Qui siamo in un'abitazione privata dove è stata allestita una scuola, un'aula, dove i ragazzi vengono per poter imparare a leggere e a scrivere. La scuola di una volta era molto rigorosa. Abbastanza. Mocciaro, dove sono i tuoi compiti? Non li ho potuti fare. In ginocchio, dietro la lavagna. Prendete il quaderno e facciamo queste addizioni. 7 più 2, 5 più 4, 3 più 6. Eseguite. E in silenzio! In mano ho un oggetto molto prezioso, la bacchetta. Questa veniva utilizzata per punire i ragazzi quando disobbedivano, non facevano i compiti o minimamente si permettevano di rispondere male o venire meno a qualcosa che la maestra chiedesse. Si mandavano anche dietro la lavagna i ragazzi. Soprattutto dietro la lavagna, in punizione, quando non si eseguivano i compiti, quando non si rispondeva con educazione. Noi cerchiamo di rivivere quello che erano un tempo, come si vivevano le giornate nei borghi un tempo, con la scuola e tutto quello che ne concerne. Quasi all'inizio del percorso troverete la scuola, dove ci sono i ragazzi che vengono per imparare, e poi proseguendo nel percorso troverete tantissime altre ambientazioni. 7 e 8 agosto a Gangi, non mancate, prenotatevi subito. Sicuramente un approccio diverso da quello che è la scuola oggi. Per noi era importante far rivivere questi momenti, perché questa era la nostra scuola e la nostra cultura scolastica. Questa è la cassa con il pettine e poi nel subito c'è l'oldito. Senza il filo non potrei fare niente. Le magliette che non si usa, le camicie oppure i pigiama, si tagliano così a striscioline, certe volte anche le riunisco. Questo era un vestitino da donna, quella è una camicia, si usano delle stoffe da riciclo.
tutto si ricamava a mano, tutto qualsiasi cosa si faceva era lavorato rigorosamente a mano. Questo è un cuscino con le iniziali che si portava come corredo la sposa quando... Questo è un altro cuscino fatto a filet, è un filet particolare che ora non esiste più, questo tipo di lavoro. Questo era un altro sempre cuscino, sopra il cuscino normale si ci mettevano questi, questo è sempre un cuscino. Questi invece sono i mutandoni che usavano le donne, rigorosamente ricamate con rete particolare, che usavano nelle occasioni perché allora almeno non mancano le... E questo invece è una camicia da notte sempre lavorata a mano. Una volta che si sposava doveva avere questo corredo, era già una cosa importante averlo. Oggi non esistono più queste cose. E sono dei ricordi che ci hanno tramandati dai nonni, mamme. Un salto nel passato che lo vogliamo tenere vivo perché è proprio l'essenza della vita. E queste sono cose, queste tradizioni, che si devono tramandare ai giovani per far capire anche i sacrifici e il valore del lavoro della terra. L'invito è di venire il 7 e l'8 e poi tutta la settimana ci saranno delle manifestazioni della festa che appartengono tutti alla raccolta del grano. Momenti che rientrano nell'ambito di memorie e tradizioni che potete venire a visitare e a godere giorno 7 e 8 agosto con prenotazione tramite il link dell'articolo di Onda TV oppure diciamo cliccando sul link della Proloco di Gangi. Sindaco, l'invito è quello di venire qui a Gangi. Sì, a vedere Memorie e Tradizioni giorno 7 e 8 agosto e giorno 9 la Sagra della Spiga. Si vivranno momenti che non si vedono più da tantissimi anni, nel cuore di Gangi, nella parte medievale del nostro borgo. 61esimo corteo di Demetra che si svolgerà a Gangi il 9 agosto alle 17 del pomeriggio, uno dei cortei più antichi di Sicilia, corteo particolare perché racconterà non solo quello che erano le nostre origini, la nostra vita contadina della Gangi degli fine 800 inizi 900, ma anche tutto quello che lega la nostra città alle origini greche. E tra pochi giorni si potrà assistere a un evento speciale qui a Gangi. Sì, esattamente. Cosa avremo qui? La 61esima Sagra della Spiga. Rappresenta per noi un tuffo nel passato, una sagra legata alle nostre origini, alla terra, al raccolto. A tavola, per trasportare dai greci, per portarle, per l'aria, diciamo così. Quindi le spighe di grano venivano sì, trasportate con questo attrezzo? Sì. Che veniva trainato dalle mucche. 9 agosto, 61esimo corteo di Demetra, Gangi, vi aspettiamo.